C'è chi fotografa, chi guarda incuriosito i cartelli che le proteggono. Sono le 80 uova della tartaruga marina caretta caretta che si schiuderanno a giorni nella spiaggia di Jesolo alla base del protocollo siglato tra Union Mare Veneto e Legambiente, che prevede un vademecum per rendere la spiaggia sicura e accogliente anche per questa specie protetta e per le eventuali nidificazioni, dato che si tratta di un evento raro. È la nidificazione più a nord del Mediterraneo della popolare tartaruga che abita i nostri mari, che di solito nidifica nelle coste dell'Italia meridionale, nidi che nel nostro paese lo scorso anno sono stati 250. Con le regole tarta-friendly viene siglato l'impegno a tenere pulita la spiaggia, a ridurre l'inquinamento acustico e luminoso nelle ore notturne e a sensibilizzare i turisti sulla presenza di questo residente marino attraverso la distribuzione di opuscoli, dato che le uova deposte rischiano di finire preda di altri animali o di essere danneggiate dalle attività dell'uomo. Anche i bagnanti quindi potranno fornire supporto attivo, da sentinelle preziose per segnalare la presenza dei nidi e rendendosi protagonisti di azioni di pronto intervento insieme ai volontari di Legambiente, che attraverso i Tarta Watcher si occupano della salvaguardia della specie.